Eccolo qua, finalmente è arrivato, lo andiamo a controllare che sia tutto intatto. I'm just sitting here. I got time. Sembra proprio sì. È arrivato il Ferrino Transalp 60 litri. Andiamolo a spacchettare. Guardiamolo più da vicino. Ok, perfetto. Allora, color rosso è il Transalp, linea Transalp della Ferrino. Se questo è 60 litri, quindi per il nostro uso è, diciamo, dal weekend in su, quindi dai 2 giorni con la notte in mezzo per dormire. Vediamo un attimo le caratteristiche molto velocemente, dove andiamo a controllarlo un pochettino più nel dettaglio. Allora, sacca principale da 60 litri come avevamo detto, abbiamo anche una prima tasca superiore bella grandina, con all'interno la classica retina da porre, diciamo, gli oggetti un pochettino più piccolini con la sua cerniera. Andiamo a vedere esternamente. Abbiamo una tasca piccolissima, tipo da mappa, da cartina, una tasca laterale bella grandina, sì, poi vedremo magari da zaino pieno per far vedere un attimo le dimensioni reali. Stessa tasca l'abbiamo anche nel laterale, appunto, del lato opposto, sempre stessa capienza. Tasca sotto, lo andiamo, dunque questo andiamo, questo bello, questo mi piace, poi lo vedremo. Tascona qua sotto, tascona sotto, che non è altro che appunto uno scompartimento che potrebbe essere tutto unico o se no diviso, quindi lasciamo a parte lo zaino, la sacca principale, e la andiamo a dividere in un settore dove appunto si possono mettere cose che si possono anche tranquillamente bagnare, come potrebbe essere appunto il set appunto delle tranquillamente delle pentole, piatti, bicchieri, quello che abbiamo tranquillamente che si può bagnare. Andiamo a vedere anche qua sotto che ottimo, c'è l'antiacqua, perché lo zaino ovviamente non è waterproof, giallo, color giallo, benissimo, che è ancora insacchettato giustamente. Questo lo passiamo via, color giallone, bello, ok, che va a prendere tutto lo zaino. Ok, ottimo, mi piace questa cosa qui, che ovviamente con la scritta Ferrino, ok, un po' sul cromato argento, e legato, ovviamente è legato allo zaino, quindi qualora dovesse scappare, se tira vento, comunque rimane sempre attaccato allo zaino. Ecco, qua sotto già noto che ci sono gli attacchi per eventualmente mettere cose che non riescono a stare all'interno dello zaino, quindi presumo se si fanno più giorni di attività.
che sono appunto questi, che non mettono mai di default, non li mettono mai appunto già presenti nello zaino. Infatti qui c'era scritto già rain cover, che appunto indicava dove si trovava. Ok, andiamo avanti, andiamo alla fascia lombare, dove abbiamo appunto due tasche che sono anche grandini, devo dire, ci sta anche tranquillamente la nostra action cam quando non la andiamo a utilizzare, con regolazioni eventualmente per andare a fare anche qui una regolazione. Ottimo. La nostra fascia appunto cintura lombare completa, mi piace. E la cosa che avevo notato prima in apertura, molto molto bella, e adesso lo andiamo a osservare, era da un po' che negli zaini diciamo di marca non c'era, è questa qua, praticamente accesso dentro allo zaino, direttamente vedi tutto senza stare a cavare ogni singola cosa, anche se lo zaino si crea per l'escursione in modo maniacale, quindi tutto diciamo messo al suo posto, però con un'apertura di questo tipo è tutto più accessibile. Abbiamo anche qua sopra una tasca che prima me l'ero persa. Ok, questa è molto più grande ovviamente di questa qui esterna, perfetta, direi notevole, e questa mi piace tanto. Il posto per la sacca dell'acqua, quindi immagino ci sia anche l'uscita, esatto, assolutamente sì, l'uscita per uscire col tubo dell'acqua. Vediamo un attimo lo schienale come è rinforzato, abbastanza direi comodo. Poi ovviamente bisogna sempre provarlo con il suo peso. Sì, direi proprio di sì. Regolazione che appunto si regola con la cinghia qua sopra, e andiamo a regolare ovviamente le nostre spallucce. Regolazione che abbiamo anche poi al di sopra, regolazione che abbiamo anche qui per le spallucce, per regolare molto bene, per non dare carico sulla schiena. Poi faremo anche magari un video illustrativo come ci regoliamo lo zaino in modo da scaricarlo il più possibile diciamo nella schiena e dare carico lombare, in modo che vado a scaricare un pochettino più su tutte le gambe piuttosto che nella schiena. Anteriormente abbiamo anche la cinghia petto, sempre regolabile, molto molto bassa, ma poi si può anche regolare eventualmente sopra o sotto. Anche questa mi piace. Abbiamo due piccoli elastici da metterci eventualmente qualcosina che ci serve nel momento più rapido. Vediamolo da carico per vedere un po' l'effetto che fa. L'ultima cosa che vi volevo far vedere, che mi stava sfuggendo, è che aprendo ovviamente la sacca principale andiamo a osservare che abbiamo una tasca piccola da pochi oggetti, e poi abbiamo due chiusure per accedere alla sacca principale. Ok, e qui può stare così, tanto è una cosa che non dice nulla. E appunto andiamo a vedere la sacca principale, il vagone. Proviamo a riempirlo a vedere com'è il suo volume. Questo è da zaino pieno, con quello che appunto abbiamo trovato. Mi piace molto l'arcata, diciamo,
ovviamente non sta in piedi. Bella comunque l'arcata, diciamo, della schiena, mi piace molto, anche come si va poi a controbilanciare lo zaino, carine, questa mi piace veramente. Vediamo da indosso come sta. Andiamo a regolare un attimo lo zaino, così lo proviamo a vedere come. Andiamo a stringere un attimo il lombare, ci sono anche i fermi qui per eleganza. Lo zaino sta impostato così nella schiena, poi ovviamente è da regolare ancora la fase della spalluccia, perché deve andare a scaricare un pochettino più appunto nel lombare. Adesso lo zaino non è ultra carico, quindi non si riesce appunto a vedere un attimo come è impostato, però così è quanto si fa appunto notare lo zaino. Questo si può mettere anche giù, bellissimo, perché sennò mi darebbe sempre fastidio. Mi ha fatto veramente bene, mi piace così, senza tanti pesi. Avremo circa un 2 kg, lo zaino ne pesa altrettanti, poi vedremo esattamente nelle statistiche, però si indossa veramente bene. Poi la prima uscita lo testiamo e vi diremo come ci siamo trovati con questo nuovo acquisto delle marmitte Trek. Zaino costava 199 euro, trovato 125 su Amazon, quindi purtroppo abbiamo dovuto fare le corna tra virgolette al negozio, però c'erano 50 euro di differenza, non si poteva dire certamente compriamolo lo stesso. Questo è quanto, appena lo proviamo vi facciamo sapere. Ciao da Marmitte Trek.